Si è svolta ieri presso Villa Bonfiglio di Agrigento la cerimonia del 76° anniversario della liberazione d'Italia, senza ospiti e nel rispetto della sobrietà e delle normative sanitarie vigenti. Nella circostanza il signor prefetto Maria Rita Cocciufa, accompagnato dal comandante provinciale dei Carabinieri, colonnello Vittorio Stingo, il comandante del presidio militare, nonché alla presenza dei rappresentanti dell'ANPI nella persona del senatore Angelo Lauricella, del sindaco Miccichè, nonché altre autorità civili e dei vertici delle forze dell'ordine, ha deposto una corona di alloro al monumento ai caduti, osservando un minuto di silenzio per celebrarne la memoria. È comunque doveroso ricordare anche in questa circostanza, diciamo con una cerimonia molto sobria e molto ristretta, è comunque doveroso sia per quello che ha significato il 25 aprile nella storia del nostro Paese, perché è stato un momento sicuramente di transizione. C'era stata la guerra, c'erano stati veramente tanti morti, tante sofferenze, l'Italia si è liberata da una dittatura e ha cominciato una nuova vita, un nuovo percorso, fatto veramente di condivisione, soprattutto nei primi anni, e di una partecipazione che ha portato veramente anche a quella che è la nostra magnifica Costituzione. Oggi è un momento veramente molto difficile per il mondo intero e lo è per il nostro Paese, quindi che sia di auspicio il ricordo di questo giorno, la commemorazione di questo giorno. Mai le commemorazioni sono sterili, sono sempre momenti di riflessione che ci auguriamo possano essere fatti veramente a tutti i livelli, dai più grandi ai più piccoli. Ecco, speriamo che sia l'inizio di una nuova primavera, quello che è stato tanti anni fa, perché ne abbiamo veramente bisogno. In questa occasione io credo che dobbiamo ricordare gli eroi anche dei nostri giorni, oltre agli eroi della Resistenza, di quel periodo difficilissimo. Anche oggi abbiamo questi eroi che sono i nostri medici, il nostro personale sanitario, il personale i volontari, le forze di polizia, gli insegnanti, tutti quelli che stanno lavorando da mesi ormai, spesso in condizioni difficili, per salvare vite umane e per cercare di gestire, contenere i danni di questa gravissima pandemia. Quindi l'augurio è che sia veramente l'inizio di una nuova primavera. Un giorno veramente importante, un giorno che ricorda la libertà. Lo sentiamo soprattutto in questo momento, quando diciamo, la pandemia ci obbliga a delle restrizioni di libertà. Per esempio a questa celebrazione stanno mancando gli studenti, le autorità dei comuni che stanno celebrando nei propri comuni. Però naturalmente il rilievo è uguale. Noi ricordiamo una storia del paese, di un paese che è andato in guerra, che è stato soggetto a un regime che aveva perseguitato gli ebrei, alcuni dei quali erano stati medaglie d'oro della guerra 15-18, poi mandati allo sterminio. Abbiamo la storia di un paese che fa una guerra pensando che dura qualche giorno e invece costerà centinaia di migliaia di morti. E abbiamo una monarchia che quando vede che tutto è perduto tenta di salvare se stessa, ma scappa e non riesce a salvare migliaia di soldati, migliaia di persone, di cittadini che vengono trucidati dai fascisti. È il ricordo di un Mussolini che tradisce la patria, lui nazionalista, la spacca in due e va con i tedeschi, al servizio dei tedeschi, e non ha nemmeno un problema per fucilare suo genero, diciamo, il marito di sua figlia, il padre dei suoi nipoti. E poi abbiamo questa grande epopea di una resistenza che parte dalla Sicilia e attraversa l'insieme del paese e con le forze alleate libera il paese e salva la dignità dell'Italia e poi gli dà una Costituzione democratica. Una delle cose significative che voglio sottolineare è la presenza femminile. La presenza femminile alla Resistenza ha consentito alle donne sia di combattere, sia di partecipare, ma ha consentito alla Resistenza di sopravvivere, perché senza le donne non sarebbe sopravvissuta, senza i collegamenti, senza i viveri, senza le munizioni, senza le informazioni, non sarebbe sopravvissuta. Le donne otterranno subito un risultato che non gli dà la Costituzione solamente. Prima della Costituzione voteranno per le elezioni comunali e poi voteranno per l'Assemblea Costituente. È l'inizio della parità, come diceva la giornalista Giardina, in questa
giornata affollata siamo qui in fila alla pari, uomini e donne.